Disastro proprio, peggio di così non so. Cantine tutte sott'acqua. Prima volta che succede, Prima volta. prima volta. Ma che idea vi siete fatti? Come? Idea? Non lo so, non so cosa dire. Siamo senza parole. Sono almeno 3 i condomini finiti sott'acqua a Salgareda, qui quello di Via della Repubblica vicino al centro, dove i pompieri hanno operato per quasi tutto il giorno e dove i residenti raccontano di una mattinata iniziata con una pioggia davvero record. Stamattina è successo che ha piovuto tanto e quella è la famosa bomba d'acqua. C'è stata una bomba d'acqua, si è allagata mezza piazza. Qui è risaputo che quando piove un po' di più si allaga, perché ci sono problemi purtroppo di scarichi in questo condominio. È stato l'evento eccezionale soprattutto della pioggia e gli scarichi che non funzionano. Scarichi che non funzionano. Sì, perché l'acqua non si può praticamente entrare dal campo così come sta entrando in questo momento. La pioggia, ritornata a cadere nel pomeriggio, non ha aiutato in Via della Repubblica, così come nel vicino parco pubblico e nell'area a ridosso della chiesa. Mai vista su un'ora tanta acqua così da quando abito qua? Lei ha un pluviometro a casa? Sì, mi segnava 75 mm di pioggia. Poco meno di un'ora? Sì, più o meno su un'ora. Fortunatamente, insomma, la protezione civile ci ha portato una pompa elettrica, ci ha aiutato almeno a tamponare l'entrata dell'acqua. Siamo riusciti a tamponare la situazione, diciamo. Poteva andare ben peggio. Bisogna cercare di pulire più possibile gli scoli, ma quando arrivano questi eventi non è possibile fare tante altre cose e sistemare. Bisogna prendere l'occasione per pulirli. Chiusa al traffico via Castella tra Salgareda e Vigonovo, con i terreni gonfi d'acqua e la strada allagata, con i volontari anche il sindaco Andrea Favaretto. Ringrazio la protezione civile comunale che li ho interpellati, si sono dati tutti da fare. Fatalità, non è che abbiamo anche un corpo vigili così importante, abbiamo soltanto 2, però questa mattina fatalità erano alla questura di Treviso per il Giro d'Italia, quindi mi sono dovuto anche sostituire parzialmente chiudendo le strade fisicamente, anche gli operai mi hanno dato una grossa mano. Il problema è proprio il flusso, è venuta talmente tanta che ha riempito i fossi di scarico delle acque piovane. Resta l'allerta gialla e sul suo significato interviene l'assessore regionale Giampaolo Botaccin. E sottolineo che il giallo non vuol dire che accadono eventi poco gravi. Possono accadere eventi anche rilevanti, però localizzati, come è stato appunto il caso di questa mattina. Anche per le prossime ore continueranno a esserci delle precipitazioni che potranno essere molto intense, anche se in ambiti ristretti.